È Natale, non tengo denaro, ma leggo il giornale e mi va a cuccare. Dobbiamo fare un bel panettone, perciò faccio cantare la canzoncella, mo viene Natale, non tengo denaro, mi fumo una pippa e mi va a cuccare. Allora, io ho anticipato i tempi e voglio fare questo bel panettone insieme a voi, con il cioccolato e con il cocco, perché l'uvetta e i canditi non è che ci piacciono a tutti quanti, invece col cioccolato mettiamo d'accordo a tutti quanti. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Carta e penna e già, ma cominciamo a scrivere 700 grammi di farina Manitoba e 300 grammi di farina 00, 150 grammi di farina di cocco, 25 grammi di miele, un tuorlo d'uovo, 5 uova intere, un albume d'uovo, 100 grammi di zucchero a velo, 10 grammi di sale, 150 grammi di mandorle pelate, un lievito intero, 200 grammi di zucchero semolato, 100 grammi di burro, 350 ml di acqua e le gocce di cioccolato. E ovviamente ci servirà un bel ruoto. Questo è di diametro 25, ma è quello là un po' più alto, tipo quello là per fare la chiffon cake. Prendete un cucchiaio di farina di cocco e mettetelo così nello zucchero a velo, nel tuorlo d'uovo, e l'uovo questo qua lo teniamo da parte perché ci servirà per ultimo. Adesso iniziamo a mischiare, a fare in mesca francesca con tutte le polveri. Ecco qua la farina di cocco, la Manitoba e la farina 00. Adesso uniamo il sale, le 5 uova intere, lo zucchero e il miele e abbiamo a fare la prima miscatella. Adesso uniamo il lievito, eccolo qua intero, ve l'ho detto prima, lo sbriciolate con le mani. Poi uniamo il burro ammorbidito e l'acqua, ecco qua, e andiamo a mescolare tutto insieme. Nel frattempo, mentre faccio un mesca francesca, le gocce di cioccolato mettetele nel freezer. Avete bastrucciato tutto cose tanto belle, perché deve venire sempre l'impasta così come lo schizzozzella. Prendete le gocce di cioccolato dal freezer, ecco qua, e ci buttate tutto quanto in e iniziate a impastare un'altra volta così finché tutte le goccine si sono incorporate bene all'impasto. Prendete tutto l'impasto che avete fatto e lo arrovacate così dentro al ruoto che vi ho detto, tutto, ecco qua, così. Dopo che l'avete arrovacato, ve lo livellate tanto bello con le mani, guardate, a paccare là, ecco qua, ce l'ho 4 pacche e lo mettiamo in forno a riposare un paio d'ore perché deve raddoppiare di volume. Forno spento, mi raccomando. Eccolo qua ragazzi, è pronto, è lievitato, quando arriva ad un dito dal bordo è pronto. Adesso prendiamo il tuorlo d'uovo, lo sbattiamo un po' e ce lo scioriniamo sopra così, piano piano, delicatamente. Adesso sbattiamo l'albume d'uovo, lo montiamo un po', diciamo non proprio a neve, ma deve essere bello sbattuto. Mettiamo nella ciotolina lo zucchero a velo e il cocco che vi avevo fatto togliere prima per metterlo da parte e lo mischiamo così. Nel frattempo accendetevi il forno statico a 160 gradi
Ecco qua, vedete? Abbiamo preparato una piccola glassa e ci andiamo a mettere sopra questo panettone. Adesso è il momento di mettere le mandorle, tutti d'angeli, tutto tuorno, così vedete dappertutto. Ecco qua. Vi faccio vedere mo che lo mettiamo nel forno. 60 gradi per 55 minuti, mi raccomando, ogni tanto diatela da un occhio. Ecco qua ragazzi, è pronto. Ora ci facciamo una bella spolverata di zucchero a velo e lo tagliamo e ci mangiamo. Pronti, eh? E che profumo, mamma mia. Adesso fa staccare con me. Guardate che meraviglia. Un po' che mullegelle che le miete. Mamma mia, madonna. Perché questo non saranno panettoni di Natale come siamo abituati a comprarli quelli là scatolati. Però sicuramente è una cosa fresca e genuina fatta in casa con le nostre mani. Uè, e se piacete questo panettone lasciatemelo scritto nei commenti. Un bacio e buona giornata a tutti quanti.